sì. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina potremmo dire: dimmi chi ti vuol far fuori e ti dirò chi sei. Eh sì, ci riferiamo alla notizia data nella serata di ieri dalla CNN, non esattamente un media filotrampiano, peraltro, per usare un eufemismo, secondo la quale le autorità americane nelle settimane scorse hanno ricevuto notizie e evidenze di intelligence sull'esistenza di un complotto iraniano per assassinare Donald Trump. Ora, in conseguenza di queste notizie, sarebbero state rafforzate le misure di sicurezza attorno all'ex presidente, e questo suona tragicamente ironico dopo il tentativo di omicidio politico che ha potuto provare a effettuare quello che a tutti gli effetti è uno sbandato. La seconda cosa è che appunto questo sbandato non sarebbe collegato al complotto iraniano e pare abbastanza verosimile, perché pare proprio incarnare il profilo del singolo cane sciolto. Ma perché l'Iran, perché il sanguinario regime degli Ayatollah dovrebbe avercela con Donald Trump? Beh, per una serie infinita di motivi. Anzitutto Donald Trump è l'unico che ha arrestato e contrastato la follia del programma nucleare iraniano e dell'appoggio occidentale addirittura al programma nucleare iraniano, poi sostanzialmente ripreso dall'amministrazione Biden, per cui siamo nella tragicamente grottesca situazione per cui una teocrazia autoritaria che teorizza la sparizione dello Stato degli ebrei dalla carta geografica è vicino ad avere la bomba nucleare, e Trump è l'unico che ha combattuto questa follia. Donald Trump ha combattuto, diciamo, l'opa egemone della teocrazia iraniana sul Medio Oriente, ha rotto l'isolamento di Israele imbastendo l'operazione degli accordi di Abramo, sostanzialmente un'alleanza formale e anche informale che coinvolgeva l'Arabia Saudita tra appunto monarchie del Golfo e Stato ebraico, rovesciando quasi i termini della questione, no? Creando un cordone sanitario attorno al regime iraniano. Ha combattuto la pratica iraniana di appiccare il fuoco alla regione, di esportare terrorismo grazie ai suoi proxies da Hezbollah, da Hamas, agli Houthi, non così in modo accademico, ma per esempio eliminando il generale Soleimani, che era il grande architetto del terrore per conto degli Ayatollah. Quindi hanno un mucchio di motivi per avercela con Trump, gli Ayatollah medesimi, e sono tutti punti ovviamente a favore di Trump, per qualunque uomo libero non abbia rinunciato a connettere i neuroni, perché voglio dire, se ti vuole eliminare appunto il paese architetto del terrore medio orientale, che ha una concezione apocalittica della jihad, no? Di esportazione terrorista appunto e globale della jihad, un paese che sostanzialmente è la mente ideale, probabilmente organizzativa, dell'orrendo pogrom del 7 ottobre, che non sarebbe mai stato possibile senza il lasciapassare o la collaborazione attiva iraniana, un
un paese che appunto teorizza la sparizione di Israele dalla carta geografica, un paese che massacra le sue donne di botte, le tortura, le uccide, non solo se non mettono il velo, ma se mettono male il velo e si intravede un capello, un paese che impicca gli omosessuali in quanto omosessuali, nel silenzio assoluto tra l'altro degli LGBT nostrani, un paese che incarcera i dissidenti, reprime il dissenso, opprime le minoranze kurde, opprime le minoranze arabe, un paese che vuole appunto realizzare il grande sogno dell'Ayatollah Khomeini, cioè esportare la jihad islamica. Se un paese del genere ti vuole morto, è l'ennesima, direi la definitiva per chiunque non voglia abdicare al pensiero, controprova che qualunque uomo libero deve assolutamente tifare Donald Trump. Se gli Ayatollah vogliono morto qualcuno, io sto tutta la vita con quel qualcuno. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.